24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Alla presenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato firmato questa mattina in prefettura dal prefetto Pella Stancari, dal presidente di Federfarma Verona Marco Bacchini e dal presidente dell'Ordine Provinciale del Farmacisti Paolo Pomari il protocollo in materia di videoallarme antirapina. L'accordo si aggiunge alle diverse iniziative già intraprese per accrescere il livello di sicurezza del territorio, sia in termini di deterrenza e di prevenzione, sia come ausilio nell'attività di indagine svolta per individuare gli autori di azioni delittuose. Tramite telecamere installate nelle farmacie, le immagini verranno poi inviate alle sale operative della Questura e Carabinieri per poter vedere in tempo reale ciò che sta accadendo. Un raccordo che ancora una volta sottolinea la sensibilità delle istituzioni veronesi nei confronti delle farmacie. Abbiamo già da tempo sviluppato con loro un percorso importante che prevede il coinvolgimento delle farmacie anche nei comitati della sicurezza cittadina e questo accordo permette alle farmacie di avere e di inviare in diretta quelle che sono le immagini di quanto sta avvenendo di negativo in farmacia. Quindi è una grossa opportunità per la sicurezza delle nostre farmacie sul territorio. È stata presentata oggi la partnership tra MSC Crociere e l'aeroporto di Verona e il vettore Neos per il volo charter che ogni sabato collegherà Verona ad Abu Dhabi, permettendo ai passeggeri della compagnia crocieristica di raggiungere gli Emirati Arabi da tutta l'area dell'Italia nord-est. Grazie a questo accordo, più di 7.000 crocieristi potranno partire a bordo dell'elegante e moderna nave MSC Lirica che fino a marzo del 2012 farà della capitale degli Emirati Arabi il proprio home port, effettuando 19 crociere settimanali alla scoperta degli Emirati Arabi. Si apre a nuove prospettive, è il primo collegamento oltretutto che viene realizzato da un aeroporto che non ha sede ovviamente come punto di arrivo in un porto dove solitamente partono le navi e ovviamente questo mi dà una grande soddisfazione perché Verona si dimostra leader in questi tipi di attività. Mentre il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi, filosofeggia se è peggio restare senza soldi oppure averli ma non poterli spendere, la Giunta taglia tutti gli investimenti 2012-2014, lasciando in questo modo i cittadini senza opere. Secondo il Partito Democratico saranno colpite scuole, piste ciclabili, uffici turistici, grandi collegamenti vari, ma in particolare le opere di difesa del territorio della provincia. Per il PD, PDL e Lega hanno smentito se stessi e mentito ai cittadini. Anche a livello locale sarebbe auspicabile una missione di responsabilità e un passo indietro da parte di quella filiera che ha promesso miracoli e ha offerto ai cittadini un vero e proprio disastro. Giovedì 17 novembre Rigoletto di Giuseppe Verdi conclude la stagione lirica e di balletto 2010-2011 della Fondazione Arena di Verona al Filarmonico. Rigoletto torna dopo 24 anni al Teatro Filarmonico per la regia di Arnaud Bernard, apprezzato regista della Bohème nel cartellone lirico estivo del 2011. La direzione dell'orchestra dell'Arena di Verona è affidata al giovane veronese Andrea Battistoni, applauditissimo esordiente sul podio areniano col Barbiere di Siviglia per l'89° Festival Lirico. Andrea Cristofolini guiderà il coro areniano. Nel ruolo del protagonista Alberto Gazzale. Gilda è il soprano veronese Stefania Bonfadelli, mentre il giovane tenore spagnolo Ismael Yordi si avvicenda nei panni del libertino Duca di Mantova. Un appuntamento imperdibile per i cittadini veronesi appassionati di teatro. Dal 2 dicembre al 21 aprile torna in scena al Teatro Camploi la rassegna L'Altro Teatro, evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona in collaborazione con Aberten e con il sostegno della Regione Veneto. La rassegna è stata presentata questa mattina presso la Sala Razzi del Comune alla presenza dell'Assessore alla Cultura Erminia Perbellini. Sono ben 14 gli appuntamenti che nell'arco di 5 mesi proporranno una selezione di spettacoli di teatro di innovazione, di ricerca e di danza contemporanea. L'obiettivo è di proporre al pubblico un approccio al teatro e alla danza diverso rispetto ai canoni tradizionali.
Se Flavio balla da solo, va in frantumi il quadro politico nazionale e potrebbe cambiare tutta la strategia dei partiti in vista delle comunali di primavera, con una sfida a 3, con liste nuove, alleanze fino a ieri imprevedibili e con un PDL in piena tempesta. Tutti i particolari sulla cronaca di Verona. Sulla cronaca di Verona sale Giovanni Miozzi. Di fronte ai disastri liguri, poche parole e un fatto concreto. Un'ordinanza sulla pulizia dei piccoli corsi d'acqua, spesso causa di grandi problemi. Capo per Alberto Lomastro. I tifosi dell'Hellas trattati peggio degli altri? Può essere, ma in una situazione a rischio sarebbe meglio invitare tutti al senso di responsabilità. Lo sport non sente crisi. Sono 132 fornitori italiani di Decathlon e operano in 10 regioni, sviluppando un fatturato di 140 milioni, 17.000 circa gli addetti. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.